Bella raga, ciao a tutti dal comandone veneziano. Allora, come potete vedere rivediamo il Manchester, perché? Perché ho ricevuto parecchi commenti, insomma, che volevate lo stadio, altre leggende. Ora cosa ho fatto? Visto che il 4 giugno esce la patch che porterà a perdere determinate cose che poi potrò rimettere, ma è un casino, ho deciso di fare già 2 stagioni, nel senso questa e un'altra con altre squadre per vedere un po' tutte le leggende e, poter a sto punto inserire, visto che ho fatto solo poche partite, inserire le leggende nuove, per esempio Vieri all'Inter, Simeone all'Inter, Mihailovic alla Lazio, Crespo alla Lazio, Biroff all'Udinese, Trezeguet alla Juve, aspetta, poi pensare, Valerón al Deportivo, vabbè, Vieri alla Sampdoria, però ci sarà nella seconda stagione. E altri giocatori che adesso francamente non mi ricordo perché ne ho inseriti un bel po'. E quindi a sto punto ricominciamo. Facciamo sempre le 2 partite del girone a video, però ne ho 2 salvate perché dopo chiaramente una volta che finisco le 2 stagioni non potrò più fare, cioè per fare un'altra ci vorrà molto molto tempo perché l'unica cosa che cambia è che purtroppo devo rifare tutti i trasferimenti e sono veramente tanti. E anche i giocatori dovrò ricrearli, quelli che ho creato ne ho creati una quindicina, non sono pochi. Eh, quindi così ragazzi, secondo me la decisione giusta da prendere era questa, perché purtroppo la patch esce il 4 giugno con gli europei che faremo, però sarà un po' lunga, sarà un po' un casino. Se qualcuno conosce un modo per intanto non aggiornare il gioco su Steam e poter non avere questi problemi, me lo dica, anche se la vedo difficile, perché ho messo aggiorna solo quando si avvia il gioco, ma ho paura che mettendo Steam offline il gioco non parte. Spiegazione fatta, andiamo Udinese, Manchester United, noi andiamo con il Manchester, l'Udinese è uno squadrone con Zico, Di Natale, De Santis, Oliver Bierhoff, tanta tanta roba. Ok, ci siamo. Allora, la quarta parte ragazzi, questa maglia storica dell'Udinese bellissima. E qua il Manchester che abbiamo visto insomma, fare buone cose nella prima partita con l'Everkusen, ma adesso vediamo, è tutta un'altra storia, tutta un'altra Champions. Ah, aspetta, ho visto, sì, forse l'ho già detto, anche le sovraimpressioni con tipo la Champions League, stadi nuovi, adesso non penso ci sia il Friuli, però ce ne sono veramente tanti. E niente, schema di gioco. L'Udinese c'è Zico, De Santis e Biroff di Natale, quindi insomma mi sembra un Udinese abbastanza cazzuta, lo United lo conosciamo. Eccoci qua, mi sono saltato un titolare stavolta e ok. Quindi direi che possiamo andare. E andiamo, Udinese Marredda. Mi scuso, non ho fatto vedere i gironi, ve li vediamo dopo. Mi scuso per questa cosa, ma ho visto solo dopo l'aggiornamento del... allora, a questo punto, senza perdere tempo, creare le leggende subito. Così se ne abbiamo tante di più. Poi ho messo, che ho messo qualcun altro, non mi ricordo, ma ho messo anche altri, ma Possiamo boh, solo vai. immaginare l'emozione dei giocatori in occasione No, di Dacia esordi come Arena, Fioi. questo. Il Ma campo c'è già, no, ritroverà il suo forse... splendore. I C'è anche primi la minuti Dacia di Arena, gioco, ragazzi, la incredibile. C'è tutta un'altra consapevolezza di roba, vincere raga, sul dai. palcoscenico Ne più valsa alto la del pena. solito. Poche partite perse, Passione ma e tante maggiore cose in più. spettacolo Vai. nel calcio europeo per club. E loro, i giocatori, lo sanno che sarà Andiamo, dura, raga. che il margine d'errore è minimo. Ma è solo questa Bravo partita che Polino devono Pogo. pensare loro, Teoricamente, per comunque mettere siamo la iper favoriti. concentrazione giusta per vincere. Un caloroso benvenuto da Però Fabio c'è Tedesco Biroff e che di Luca testa è Marchegiani. leggermente forte. L'Estadio do Dragao sorge a Oporto, una città di Ah mare. sì, tutti gli Qui stadi comunque vivono solo i creati sono a veri, i Oporto. La blu sono telecronaca possiamo Oporto. anche toglierla se volete. L'attesa è finita. No, Accomodatevi Beckham, in l'unica perché mi comodità, dispiace il gol perché il Beckham calcio che Rudd, ma va conta bene. torna finalmente con un nuovo appuntamento. È lo Non si può spettacolo volere che tutto. nessuno vuole perdersi. I 22 in campo dovranno scrollarsi velocemente di Qui dosso la alla Dacia tensione della Arena. partita inaugurale. È del tutto normale, ogni grande avventura inizia con un bel po' di nervi tesi. Ma una volta in campo conterà solo la conquista dei 3 punti. La partita è già cominciata. Dai Luca, ragazzi, non secondo posso te parlare quale forte sarà perché il è un po' giocatore che tardi, dovrebbe raga. decidere questa partita? Totò Di Natale non è un gigante fisicamente, ma è un Zico, gigante in campo. pericoloso Zico, La sua Oliver. statura gli permette di muoversi con agilità e di mettere in Mamma mia mostra la sua Zico. enorme tecnica. E poi sui calci da fermo può davvero far male. Ok. Buon giocatore, Ragazzi, non c'è paradossalmente dubbio. contro l'Everkusen ero partito meglio, però va bene. Sono dettagli questi. Rudd. Scholes. Pogba. Vai Paulino Pog.
Wan-Bissaka, allora la perdiamo. Attenzione David. Passaggio per David vuole fare la stessa cosa con Rudd, ma non è mica sempre Natale. Si fa trovare al posto giusto e allontana. Palla allontanata senza troppi complimenti. Dai, il Manchester vuole partire con 3 punti importanti alla Dacia Arena di Udine. David. Attenzione, Beck è immarcabile, però David è immarcabile. Calcio d'angolo. Cross deviato dal difensore. Lo Corner. Spice Boy guadagna un angolo. Becks. Ok, Beck è un po' forte. Vai. David. Pogba. Sente, colpisce di testa. Peccato. Colpo di testa che si perde sul fondo. La difesa lo ha pressato stretto, impedendogli di calciare liberamente. Rodrigo Becao che ci ha fatto un gol la prima giornata. Vabbè, ma non parliamo di Milan, se no ci roviniamo la serata, anzi la nottata. Una delle Ryan. squadre sta dominando nel possesso palla. Dai, in tutte Fioi, le però. zone del campo, ma a quanto pare non basta. Il portiere la spedisce su. Dai ragazzi, però, dai ragazzi, bravo. Dai, Charlton si è visto poco. Non ha avuto Giggs, fortuna con il suo anche Rudd. suggerimento in profondità. Partita molto Non è stato collosa. sufficientemente preciso nel passaggio. Beckham la recupera benissimo, la dà a Wan-Bissaka. Palla a Beckham. David. Si fa largo con grande determinazione. Ah, qua David la sbagliata, sta Udinese è una squadra rognosissima. Cioè non ci credo, con Leverkusen, Eurogol, ciao. Sicuri in fase di palleggio. Di Natale. L'attacco è fortissimo, Di Natale, Oliver. Prova a lanciare al compagno. Bravo Schmeichel. Di Natale ha messo forse troppa potenza su questo pallone. La Champions impossibile, raga, è tornata. Molto rivisitata, ragazzi, con tantissime chicche nuove. Tra leggende, Guarda stadi, come fanno salire entrambi i magliette. terzini. Ma cosa stanno cercando di Natale? Stiamo soffrendo a Udine. Aspetta, Chiccona sono riuscito a creare io perché non la trovo la mano del Leeds. Non è perfetta, ma si avvicina moltissimo a quella reale, fatta dal Cume. Quindi altra chicca in più. Cerca la profondità. Rudd. Vai Rudd, dai Rudd, dai Rudd. Rudd è un po' da solo però. Inizia ad accelerare. Giggs ci mette No, il fisico Giggs, e no, conquista mamma il mia ragazzi, pallone. Manchester inguardabile. Man Red inguardabile rispetto alla partita La mette in avanti. Stiamo ancora aspettando con il gol Leverkusen. che sbloccherebbe questa partita. Salvato, ma c'è Oliver. Qua rischiamo, attenzione, stiamo rischiando tantissimo. Prova a velocizzare Signori, il gioco con la incredibile. verticalizzazione. Questa è proprio una Champions impossibile. Lo United sta Cerca soffrendo l'uomo là davanti. contro l'Udinese Conclusione. e c'è addirittura il gol di Biloff. Nella ripresa del gioco potrebbe Punisce avere Oliver. un grande vantaggio psicologico dopo questo gol. Oliver Di Natale. L'Udinese ha effettuato un grande contropiede, sono stati rapidissimi nel trasformare Oliver che di piede non è certo il suo, la mette dentro. Udinese 1, Si spezza Manchester 0. Fa paura dire Chi questa altro poteva cosa. sbloccare il risultato. È davvero l'arma in più di questa squadra. Mamma mia raga. Yaya. La Dacia Arena è esplosa. Samir. Ah, il Milan ha messo Kakà, così almeno lo vediamo. Non so se l'ho già detto, ma lo ripeto. Fine del primo tempo. Finiscono così 45 minuti di calcio. Una prima parte non certo amara di emozioni, nonostante Sì, ci sì. sia un solo gol alla fine. Bellissimo. Cosa pensi di questo primo tempo, Luca? Deve svegliarsi il Man Red perché è veramente in difficoltà. Vai David. No, no, ragazzi, Udinese straripante. Abbiano trovato il vantaggio su un capovolgimento di fronte. 1-0 alla fine della prima frazione, risultato in bilico, e credo che il secondo tempo sia tutto da vivere. Champions che parte col botto come Partiti. Siamo già nella seconda frazione di gioco. mai si era visto perché Il gol ha cambiato le carte in tavola. Adesso ci si attende una gara più aperta e speriamo divertente. Palla in avanti verso il vai compagno. Rudd, vai Paolino Pog, mai visto Pog oggi. David non ci arriva. Ben fatto, è intervenuto Manchester quando United c'è veramente irriconoscibile, irriconoscibile. bisogno. Provano a ripartire da dietro. Siamo al 54esimo, Cerca di pescare il compagno col filtrante. il risultato non si sblocca purtroppo. Biloff decide il match. Difesa però ben posizionata. Ecco. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. È riuscito a Di Natale, di Natale. passare. Mamma mia. L'Udinese ha un attacco micidiale con Zico, Di Natale, La difensore ha mantenuto la calma. Oliver. Vai Rudd. Mister Roy.
No, ragazzi, Udinese, cioè non so cosa dire. Cioè non so cosa dire. Zico. Udinese show. Devo mettere la squadra un po' in avanti. Poco prima dell'intervallo. E così siamo evidentemente sull'1-0. Schmeichel, rinvio. Maguire. Scholes. Vai Ryan, vai Ryan, vai Ryan. Per esempio, un giocatore che mi avete chiesto in tanti era Sinisa, che sono riuscito a creare molto bene e l'ho messo, quindi Lazio è ancora più forte con Mihailovic ed Hernan, il gatto a 9 code Crespo. Vai Charlton. Bex. Palla Beckham. Tenta la conclusione. No, ma perché ci sono anche i giocatori normali? Però Charlton non mi ha convinto, volevo togliere David, ma David lo teniamo. Mettiamo Charlton. Mettiamo Best. Anzi, facciamo così. Al posto di Giggs mettiamo Tominay. Che Giggs è proprio fuori forma. Ok. Cambio per il Manchester, partita incredibile. I tifosi giunti a Udine del Manchester sono scioccati, pensavano in un 3-4-0 facile, ma non c'è partita semplice. Best. McTominay. Tocco preciso. Ah, qua, attenzione, mamma mia, per poco andava a segnare Tominay che non è una leggenda, incredibile. McTominay show. 74esimo però. Sconfitta pesantissima per lo United. E vittoria invece fondamentale. Biroff, ragazzi, fa tutte le spone del mondo. San Oliver. Insomma, qui dovevano chiudere la partita e non ce l'hanno fatta. Maguire, bravo. Dai Rud. E Rud vede Beckham, questo è lo schema del Man Red. È libero di creare pericolo. Niente, Bex non ne ha indovinato uno oggi. Questo è come un rigore per noi, dai, Bex Rud. Bex Rud, Bex! Niente da fare. Wan-Bissaka la perde, la perde. Devono pareggiare e fanno bene a prendersi qualche rischio anche i difensori. Wan-Bissaka è la cosa più indegna del mondo. Rud. Rud per David, vai David, vai, vai David, questo è bello. Niente. Niente da fare. La sua conclusione manca lo specchio della porta. Con la difesa ben piazzata, lui ha cercato la magia da lontano, ma magari un'azione ragionata avrebbe avuto un esito migliore. L'Udinese la sta portando a casa. Inizia in salita la Champions per lo United. Scholes. Vai Paul, vai Paul, vai Paul. Manchester United tenta quello che probabilmente Rud non riesce a girarsi. Non so che dire, sembrano tutti Baresi e Maldini i giocatori dell'Udinese in difesa. Devono cercare di essere più concreti se vogliono recuperare. Male, 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 male. Pochi minuti o addirittura secondi e sarà finita. Zico. Prova la giocata nello spazio. Questo sì che è un risultato a sorpresa. L'Udinese batte il Manchester 1-0. Biroff la decide. Pazzesco, scioccante, inaccettabile, ma questa è la Champions. Oliver decide il match. Bravo Oliver, complimenti a lui. Ora non solo potranno avvalersi dell'entusiasmo della vittoria, c'è poco a segnare dei gironi. meglio le partite successive. Lazio Borussia, fatalità. Girone tosto. Allora, andiamo a vedere. Niente, abbiamo beccato due squadre che abbiamo giocato anche prima, anche l'altra volta. Allora, vediamo i gironi. Gruppo A, Udinese, Lazio, Borussia, Manchester. E l'Udinese parte a bomba. Nel B, Tottenham, Fiorentina, Parma, Barcellona. Nel C, Manchester City, che è un po' l'intrusa, non è certo una squadra leggendaria, ma dovevamo metterla come prima stagione. Olympique Lyonnais, Ajax e Venezia. Per il Venezia girone proibitivo. Arsenal, Roma, Real Madrid, Celtic. Altro bel girone. Leeds, Juve, Monaco, Atletico. Girone che la Juve può superare, ma attenzione al Leeds che ha due volti nuovi, Marc Viduca e Olivier Dacour. Quindi chiccona immensa, non potevamo ricominciarla, raga. F, Newcastle, Inter, Valencia, Bayern, bellissimo girone. Nel G, Liverpool, Napoli, PSV, Leverkusen, ancora PSV, Leverkusen insieme. Nell'H,
Chelsea, Milan, PSG e Deportivo. Mamma mia, Milan e Deportivo nel stesso girone. Lacrimuccia, ma anche panico e paura. Ok, andiamo con la Lazio più forte. Questa è una Lazio sicuramente più forte. Ok. Benissimo. Lazio Borussia, divisa. Lazio la sapete, ma quella del Borussia è qualcosa di micidiale, da quanto è bella. Ok, sono tutte stupende. Si chiama l'Olimpico, schema di gioco. Allora, il Borussia presenta le sue stelle sono Rosicki e mettono in panchina però aspetta, no, scusa, visto che possiamo, cioè, non essere neanche onesti e mettere in campo Lars Riken, autore di un gol scarso nella finale di Champions contro la Juve. Ma scusa, e Mertesacker, però è più scarso. A Koller, no ragazzi, c'è Koller. Aspetta, magari mettiamoli in panchina. Se hanno bisogno del secondo tempo, cambiamo. Ok. Vai. Vabbè, Lazio, Mihailovic, Veron, Stankovic, Nedved, Salas e Crespo. Insomma, poco da dire, insomma, la Lazio. Dovremmo fare sinceramente la partitona, eh? La pretendo. Vai. Ma l'Udinese, ragazzi, ci ha lasciato basiti, veramente, prestazione maiuscola. Ok, Stadio Olimpico. Benvenuti cari appassionati, immagino che siate ansiosi come Lazio noi Borussia. di questo trofeo. E come i giocatori che scendono in campo Eccoli per qua. giocarselo al massimo delle loro possibilità, anche voi sarete eccitatissimi. Chissà cosa si Certo che la saranno sconfitta del detti Manchester ha quali scombussolato un po' i piani del gruppo A. scambiati, quali paure avranno condiviso. E ricordo della scorsa edizione e del Parte trofeo Sinisa, che si fatto alza benissimo. ancora vivido. Ma ora è il momento di pensare al presente, Vai. di affrontare già la prima partita con un unico obiettivo. Inizia, raga. Quest'anno, amici, la Coppa l'alziamo noi. Ecco qua, ho sbagliato io, scusate. Gradinate sono agglobbate Lazio in festa Borussia, con i partita colori bellissima. biancocelesti. Oggi è la Lazio a rappresentare la nostra capitale. L'attesa è finita. Accomodatevi in poltrona. Perché il calcio che conta. Vogliamo una Lazio nelle spolvere, voglio portarla in alto la Lazio, una squadra che ho amato tantissimo, mamma mia che forte. Vai la Bruitta, Haaland o Haaland, mamma mia. Fuori di poco, sfortunati qui. Esito sfortunato, ma ha spaventato non poco gli avversari. E il Matador per Hernan, il gatto a 9 code. Luis Alberto Dechi, bravissimo Dechi va in mezzo, Dechi in mezzo e subito Hernan, quanto serviva sta Lazio Hernan, guardatelo, Di fronte a una conclusione così ben eseguita, Hernan, Crespo, parte però l'assist di Dechi, sembra Beckenrud, ma Crespo insomma queste gol ne ha fatti parecchi in carriera. Ricordino Lazio Fiorentina, una mezza rovesciata devastante. 1-0 Lazio, non posso urlare ragazzi, sono le 3 di notte. Recuperano il possesso del pallone. Cerca lo spunto. Speriamo di beccare una punizione, la faccio battere a Sinisa, il missile di Sinisa, un ricamino come dice il buon Christian De Sica. Cerca di pescare il compagno col filtrante. Attenzione Borussia, mamma mia Royce, grande portiere, Sinisa, Pavel, moto perpetuo Nedved, Veron. Hazard. Cross di Hazard. Attenzione Nesta, Veron, Preferisce il retropassaggio. si soffre. Abbiamo Ciruzzo in panchina, mi dispiace, ma Salas Crespo è qualcosa di epico. Nedved, vai Pavel. Pavel non riesce a passare. Veron, il padrone del centrocampo, Juan Sebastian. Savic la sbaglia, un po' impaurito da tutte queste leggende.
Cerca il passaggio filtrato. Hazard, bravissimo. Oh, e la regala a Piszczek. Intercetta il passaggio. Grande Nesta, qua fa... Vabbè, qua Strakoscia fa un po' il drogato, ma va bene. Piszczek. Grande Pavel. Poi però la perde. Piszczek. Il Borussia prova a recuperare. Riken. Cerca Lars il compagno Riken libero. al primo tocco, il primo tocco della palla ha fatto il gol contro la Juve. In una partita, bisogna dire, bisogna essere sportivi, dove la Juve ha dominato. Prova a velocizzare Il Borussia gioco ha per la indovinato 2 tiri di testa con Karl-Heinz Riedle, ex Lazio, che fatalità. E Nedved. E dopo Riken così, attenzione Veron, qua Veron sbaglia, Si libera della palla ed evita però è una Lazio che mi sta piacendo. non riesce a mantenere il Mihajlovic, possesso. Nedved e Pavel va, mamma mia Pavel, capelli perfetti Pavel, Pavel, mamma mia che missile, Ottima reazione del portiere. Sergej, La butta via. Mamma per Pavel. la difesa. Hanno già mamma conquistato Pavel. la palla. Sento l'innesto di Crespo e Sinisa, cosa ha fatto Nesta, tempesta perfetta Nesta, mamma mia. La Lazio al calcio di punizione. Sinisa, Savic, Savic. Nesta a te, Sergej, tutti gay per Sergej, Pavel, Veron, Juan Sebastian, Tiro. bellissimo tiro, Burki. Lazio padrona, Aiai, stanno correndo rischi davvero Dechi, inutili. cross da dimenticare. Primo tempo comunque positivo, Lazio 1, Borussia 0, rete di Hernan, Gheorghe, Crespo. Così 45 minuti di calcio. Una prima parte non certo amara di emozioni, nonostante ci sia un solo gol a referto. Sono certo che saranno contenti della prestazione del primo tempo e del punteggio. Borussia prova, Ora Koller, cercheranno di mantenere alto il ritmo per non toglie dare uno spento all'avversario Rosicki possibilità per di Brand. recuperare. La Lazio esce dal campo con l'unico gol della partita a referto in una gara Vai. tesa ma comunque emozionante. Ancora tutto da decidere. Vediamo il gigante Koller, Iniziano i secondi 45 minuti. ha deluso Si trovano Haaland, protagonisti Holland, con Eland, vantaggio di misura. Acerbi, Dejan Dechi. Stankovic. Alla peggio nello scontro di forza. Mertesacker. Devono stare attenti ai suoi colpi di testa perché ragazzi è 2,50 m quell'uomo. Piszczek, Piszczek. attenzione Piszczek si invola, ma arriva Veron, centrocampo della Lazio comunque illegale, una roba in 99 stati, Salas. E il Matador si vede poco, è un po' timido il Matador. Nedved, Juan Sebastian. Ah, qua non era una bella idea ma realizzata male. Francesco Acerbi. Di forza. Bravo Acerbi. Calcio di punizione per il Borussia Dortmund. E l'arbitro gli fa capire che da qui in avanti non si faranno più sconti, alla prossima scorrettezza ci sarà il cartellino. L'arbitro l'ha avvisato, ora non può più permettersi di fare falli azzardati se non vuole beccarsi un cartellino. Pavel, Deve fare molta Crespo. attenzione. e il Matador per Hernan, vai Hernan, Crespo, Crespo. Crespo! Cosa ha sbagliato Hernan? Si era venuto a creare un'occasione interessante. Ottimo lavoro di squadra, hanno evitato il fuorigioco e messo Non la me difesa l'aspettavo fuori sto campo. errore, cazzo, Ma da poi parte di aspetta. Hernan. Ennesima palla recuperata. Occhio Koller, Vediamo se può capitalizzare. Sancho. Calcio di No, punizione questo non è per mai il Borussia fallo però, questo è brutto. L'arbitro è stato chiaro. La tira Marcolino Questo è Royce. l'ultimo avvertimento, ora smette Questa è e brutta si per la vede Lazio, dopo l'errore Ora sa di essere di marcato Crespo a vista. possiamo pagarla e Royce la mette. Incredibile! Questo è un gol stupendo! Stupendo! Royce l'ha messa. E raggiungono il pareggio, si ricomincia da capo. Un'esecuzione perfetta. Gelato l'Olimpico. Giocata. Gli hanno regalato una chance e l'ha sfruttata al meglio. Si ricomincia Gelato da una situazione l'Olimpico. di parità. Sapevamo che sarebbe stata una gara combattuta. Eccone la Esce prova. Salas che mi ha deluso. No, non ho messo in panchina Immobile, sono una pippa. Ma zio Ken.
Abbiamo Stankovic stanco. Mettiamo Cataldi, rischiamo Catallone. Vai. È una doccia gelata, L'errore di Crespo ci è costato il gol. Su una punizione comunque dubbissima. Veron, niente. Recupera il Borussia che adesso la vedo abbastanza gasata. Kohler è molto lento, bravissimo gioco aereo ma non velocissimo. E comunque è una buona tecnica per essere così, Crespo, Salas, Ectoplasma, Salas. Roba nostra, dai. Vedo che non mettere Immobile in panchina, però è da cioccolatai, Alberto, vai Cata. C'è bisogno della sua rapidità per mettere in difficoltà. Vai Cataldi. Ma no, Savic, no. La sua conclusione: manca lo specchio della porta. Da quella posizione doveva assolutamente andare a segno, ma lui non ci è riuscito. 72esimo. La vedo bruttina, Speravo in un debutto positivo all'Olimpico per la Lazio. Vai Pavel, non è ancora finita però Nedved. Mamma, Nedved quando parte. Pavel quando parte è infermabile. Nedved! Mamma mia. Ma doveva metterla dentro qui. Mamma Pavel. È una partita tattica, difficilmente Luis Alberto. tante occasioni. Di testa! Nessuno di testa. L'ago della bilancia potrebbe pendere da una parte o dall'altra, non si stanno risparmiando sforzi. Fallo, non fischiato, a me non me ne fischia uno. 78esimo, la meritiamo noi. Royce, autore di una rete in questa partita. Le punizioni una su 3. A questo livello di difficoltà entra. Kohler, non la neanche Nesta ce la fa. Bravo Nesta, tempesta perfetta. Pavel, bravissimo per Milinkovic. È vero, la decisione dipende Ma no, di là. dalla condizione fisica dei tuoi. Se stanno bene, Errore di Savic, non una gran partita del serbo. per attaccare in pochi secondi, ma il dispendio di energia è importante, Fabio. L'azione ristagna a centrocampo, ma il tempo scorre inesorabile. I minuti scorrono veloci. Soltanto rimessa laterale qui. Stiamo attenti perché la beffa atroce della sconfitta anche no, meritiamo di vincere. Sicuri in fase di palleggio. Ottimo. Ora mi chiedo se Acerbi, così o se dai l'ultima qualcuno azione. ha ancora energie per provare a segnare. Mamma Hernan, no ma ragazzi Hernan ha dei movimenti veramente incredibili. Hernan, il gatto a 9 code. E c'è il gol! Correa proprio alla fine, Correa la mette. Ma cosa ha fatto Crespo? Guardate Crespo e Correa la mette. Incredibile Lazio. Può essere il gol determinante. Adesso ovviamente devono gestire la situazione. Finisce qua Lazio 2, Borussia 1. E c'è il boato del pubblico, si chiude la sfida. Mamma mia, non posso urlare, avrei urlato di più ragazzi, ma sono le 3. Sono partiti forti, Crespo, gol e assist. Adesso devono continuare in questa maniera. Molto bene, prima giornata va. Lazio Udinese, le due italiane al comando, godo. Ricordo che è una squadra per forza, devo metterla, almeno con una partita devo giocarla con tutte le squadre e la prossima è Parma-Barcellona a Legno Tardini. E ragazzi, Legno Tardini ce l'abbiamo come stadio, così come il San Paolo per i nostri amici napoletani. Raga, un saluto al Cubendone veneziano. Ciao!